Se finisce l'acqua non finiamo di vivere noi. Il razionamento può essere una buona decisione, però bisogna formare, cioè informare la gente di come si fa a risparmiare acqua, perché spesso lasciamo i rubinetti aperti senza che ci sia bisogno. Si fa la doccia invece che il bagno, si fanno le piccole cose così e dopo se è necessario bisogna ridurre anche i lavaggi delle lavatrici, quelle cose lì, e cercare di farle andare almeno piene, insomma, che siano. Dopo vediamo perché pare che sia piuttosto serio il problema quest'anno. È abbastanza preoccupante, indubbiamente. Cioè, è da un anno di fatto, è dalla primavera dell'anno scorso che piove, è piovuto molto poco, per cui sì, c'è da stare attenti. Sembra giustissimo, francamente, cioè ci sono tanti sprechi inutili che possono essere limitati. Spero proprio che non si arrivi, comunque se è necessario c'è poco da fare, non comandiamo. E io la lavastoviglie la faccio quando è completamente piena, non quando è a metà. E la lavatrice lo stesso. È anche colpa nostra perché noi ne sprechiamo tanta in certi momenti e quindi potremmo anche far razionarla, insomma, ecco. Quello che possiamo fare nel nostro piccolo è limitare nell'uso quotidiano, quindi dal lavaggio dei denti, delle mani, della doccia, invece che farla lunga una vita, limitarsi così. Poi ovviamente sì, c'è bisogno in questo momento. Sarà un'estate con pochi bagni in piscina. Io non l'ho mai apprezzata più di tanto, per cui non è un problema per me, ma insomma sì, qualcosa dobbiamo fare tutti.